Proprio dove sorge oggi la biblioteca di Musile di Piave muoveva i primi passi nella musica Gloria Campaner, giovane pianista di fama mondiale, originaria di Jesolo e ora anche cittadina onoraria di Musile di Piave. Il Consiglio Comunale di Musile, infatti, con voto unanime, ha conferito sabato 6 novembre, alla presenza dei principali vertici dell'amministrazione politica e scolastica, la cittadinanza onoraria alla talentuosa musicista. Siamo orgogliosi oggi di accogliere con questa cittadinanza onoraria Gloria per il suo percorso formativo, ma soprattutto per quello che oggi sta raggiungendo a livello mondiale, ricordiamo appunto. Un importante riconoscimento alla persona e al grande talento, ma anche al sacrificio e all'impegno di Gloria, che iniziò il suo percorso artistico nella Scuola di Musica Monteverdi di Musile di Piave a soli 4 anni, per poi spiccare il volo e diventare oggi un'artista riconosciuta a livello internazionale. Grandissima emozione, grandissima davvero. Mentre ascoltavo le parole del sindaco, perché poi vedere, toccare con mano e vedere con gli occhi appunto qualcosa scritto nero su bianco che fa vedere così i passi di una vita, insomma, vissuta finora, è stato emozionantissimo. Un territorio di eccellenze artistiche il nostro, come ci ha raccontato la prima insegnante di Gloria, la professoressa Daniela Vidali, coordinatrice della Scuola di Musica Monteverdi di Musile di Piave. Gloria ha iniziato presso la scuola Claudio Monteverdi a studiare nella classe di propedeutica insieme a tanti altri bambini e ha continuato negli anni ad ottenere grandi successi vincendo premi nei concorsi nazionali, internazionali, ha tenuto concerti e quindi ha avuto una buona formazione che l'ha portata poi a conseguire il diploma con il massimo dei voti e la lode. Tanti i progetti futuri di Gloria Campaner, che sarà ospite il 23 novembre prossimo con replica il 24 del programma musicale Petrusca e a fine mese del TG1 Mattina con uno special a lei dedicato. Ma ci sono dei bellissimi progetti, intanto sono molto felice che i miei discografici mi continuano a dare grande fiducia e tantissime altre cose, tantissimi altri appuntamenti importanti, insomma, per esempio anche per la stagione più importante che abbiamo in Italia, che è l'Accademia Santa Cecilia di Roma. Supporto e l'amore della famiglia e degli amici continuano oggi a sostenere il talento e l'impegno di Gloria Campaner, la cui passione e amore per la musica rimane prima di tutto la sua carta vincente. Se il cuore e l'anima vibra per la musica, questa è la verità e quindi ascoltare il suono proprio dell'anima e si andrà nella direzione giusta.